L'appalto della nuova rete idrica di Agrigento aggiudicato a un consorzio di imprese senza requisiti. Ieri riunione del Lati idrico per verificare lo stato di avanzamento dei lavori che vanno a rilento. Presentato il progetto per il recupero della casa circondariale San Vito, affidata all'Agenzia del Demanio, ospiterà eventi culturali. Spaccatura all'interno del partito di Fratelli d'Italia a Porto Empedocle per via dei lavori per il nuovo dissalatore, l'assessore Bruno Gallo contro il comunicato del direttivo del partito che dice no ai lavori alla centrale Enel. Domani la festa dell'Arma dei Carabinieri si svolgerà al Tempio dei Dioscuri alla Valle dei Templi di Agrigento. Un ispettore della Volanti salva una donna da un tentativo di suicidio. A Favara i carabinieri dissuadono un giovane che si voleva lanciare dal balcone della propria abitazione a non farlo. L'Associazione Arbitri di Agrigento assegna il premio dedicato al giudice Rosario Livatino a un giovane di Serie A e Luca Zufferli. Buongiorno e benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 4 maggio, mercoledì. L'appalto per i lavori della nuova rete idrica di Agrigento aggiudicato a un consorzio di imprese senza requisiti né mezzi né operai da impiegare il servizio. Continuano a uscire le notizie relative all'inchiesta Appalti e Mazzette che riguarda anche quello di 37 milioni di euro per rifare la tanto attesa rete idrica di Agrigento a un consorzio di imprese che non avrebbe avuto i requisiti né i mezzi né operai da impiegare per aggiudicarselo. L'ex assessore Di Mauro si sarebbe adoperato lo stesso affinché i lavori partissero e non si sbloccassero, anche se era già noto che quell'appalto sarebbe servito solo per prenotare i futuri finanziamenti, anche se più volte sono scaturiti dei dubbi sulla legittimità e l'utilizzo di 10 milioni di euro anticipati dalla Regione Siciliana per avviare i lavori, così come ipotizza la Procura della Repubblica di Agrigento guidata da Giovanni Di Leo nella sua inchiesta Appalti e Mazzette, una tesi supportata dall'attività investigativa della squadra mobile di Agrigento con intercettazioni a tappeto, trojan, pedinamenti, acquisizioni di documenti vari. Proprio l'attività di intercettazione a carico dell'assessore regionale Roberto Di Mauro avrebbe fornito diversi spunti di indagine. A inizio del mese di gennaio è stata registrata una conversazione tra l'onorevole e il suo segretario Giovanni Campagna, indagato pure lui, in cui quest'ultimo ha informato l'assessore che il Ministero dell'Economia aveva chiesto chiarimenti sull'anticipazione di 10 milioni di euro per la rete idrica, sollevando dubbi sulla sua legittimità. Poco più tardi era stata intercettata una seconda conversazione, questa volta tra il segretario Campagna e un dirigente del Dipartimento Acque e Rifiuti, anch'essa avvisata dell'impugnativa del Ministero. Quest'ultimo in effetti ha ribadito l'insensatezza dei 10 milioni anticipati, è una cosa inutile questi 10 milioni, al suo interlocutore che di contro ha risposto tu sai come nasce tutto, giusto? La dirigente giustamente perplessa ha ribadito nuovamente io non ho capito perché questi 10 milioni sono stati messi, me lo spiegate? Il secondo momento ritenuto di grande rilievo investigativo dalla Procura e dalla squadra mobile avviene alla fine del mese di gennaio, quando grazie al Trojan vengono intercettate altre 2 riunioni nella sede dell'AICA di Agrigento, la prima avvenuta il 21 gennaio 25, dove partecipano oltre all'ex assessore Di Mauro anche il direttore generale Claudio Guarneri, il presidente Settimio Cantone, il RUP Gaspare Triassi, il direttore dei lavori Pietro Agnello. Si parla del sindaco di Maletto, Capizzi, l'imprenditore che si era aggiudicato l'appalto della rete idrica di Agrigento. Quasi tutti presenti hanno sollevato dubbi sulla figura dello stesso Capizzi. Triassi in particolare avrebbe sostenuto che non soltanto non poteva rapportarsi con la pubblica amministrazione, ma nulla era stato fatto fino a quel momento, nonostante l'entità e l'importanza del progetto. Nel frattempo i lavori di rifacimento della rete idrica di Agrigento sono ripresi
da via Vincenzo Caglio nel quartiere del Campo Essereto, lavori che purtroppo vanno a rilento soprattutto per l'impossibilità del consorzio aggiudicatario dell'appalto a far fronte a un cantiere così importante economicamente. E si è svolto un incontro convocato dal presidente dell'ATI idrico di Agrigento, il sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo, avente per oggetto la situazione dei lavori della nuova rete idrica di Agrigento che purtroppo vanno a rilento. Presente il sindaco Miccichè, il direttore generale dell'AICA Guarneri, l'ingegnere Fiorino, Enzo Greco Lucchina, direttore dell'ATI idrico. La riunione è stata aggiornata a oggi. Vediamo il servizio. Si è svolto ieri un incontro convocato dal presidente dell'ATI idrico di Agrigento, Giovanni Cirillo, nonché sindaco di Montallegro, avente per oggetto i lavori relativi alle opere di ristrutturazione, automatizzazione e ottimizzazione della rete idrica del comune di Agrigento. Il presidente Cirillo ha invitato alla riunione anche il sindaco di Agrigento Miccichè, la stazione appaltante, nella persona del direttore generale dell'AICA Claudio Guarneri, la direzione dei lavori della società Omni Service Engineering nel dottor Agnello. Alla riunione aggiornata oggi per mancanza del RUP ingegnere Triassi. L'incontro era presente anche l'ingegnere Fiorino, Enzo Greca Lucchina, direttore generale dell'ATI idrico. Purtroppo si è constatato come vanno a rilento i lavori di ristrutturazione della nuova rete idrica agrigentina. I lavori inaugurati, ricordiamo, in pompa magna alla presenza del presidente Schifani lo scorso 14 aprile e oggi oggetto di indagini, così come anche altre opere pubbliche da parte della Procura della Repubblica di Agrigento. Lentezza dei lavori che ha portato l'Idrico, nella persona del presidente, che è l'ente beneficiario del finanziamento per il rifacimento della rete idrica, a convocare una riunione urgente per fare il punto della situazione. I lavori continuano, ma sono molto a rilento, ha affermato nel corso dell'incontro il presidente dell'ATI Giovanni Cirillo. Oggi faremo il punto affinché il prossimo 12 giugno la commissione nominata dal presidente della regione Schifani sarà presente nella nostra sede e vorrà delle relazioni dettagliate e insieme faremo un ulteriore sopralluogo. Ho convocato questa riunione tecnica con il RUP che non è venuto e poi con il direzione dei lavori e AICA per capire la tempistica e a che punto sono i lavori e se continuano. I lavori continuano, la tempistica siamo molto a rilento, tant'è vero che alle 12:30 abbiamo riconvocato il RUP per fare il punto realmente della situazione e capire se la ditta è in condizioni di continuare a fare questi lavori o meno. Ma teoricamente quanto dovrebbero durare? Allora, la durata non si sa, ripeto, perché oltre ci sono stati dei problemi legati al sottosuolo, nel senso alle varie autorizzazioni del sottosuolo, mi dicevano almeno la direzione dei lavori, e ad alcuni ambienti da parte della ditta. Ripeto, dobbiamo fare il punto della situazione anche perché giorno 12 di giugno la commissione nominata dal presidente Schifani sarà presente qui ad Ati. Presentato il progetto di recupero dell'ex casa circondariale San Vito, chiusa da fine anni 90, affidata all'Agenzia del Demanio, in uso a Farm Cultural Park insieme a Festival e South Movie. Il carcere ospiterà da fine giugno 3 padiglioni della quarta edizione di Countless City, la Biennale delle città del mondo. Il progetto di valorizzazione dell'ex carcere è stato costruito in collaborazione con il Politecnico di Milano. Il nostro approfondimento. Presentato ieri 3 giugno il progetto di recupero dell'ex casa circondariale chiusa ai fine anni 90, affidata all'Agenzia del Demanio, in temporanea uso a Farm Cultural Park insieme a Festival e South Movie. Il carcere San Vito ospiterà da fine giugno 3 padiglioni della quarta edizione di Countless City, la Biennale delle città del mondo, il progetto di valorizzazione dell'ex carcere costruito in collaborazione con il Politecnico di Milano. La riapertura restituirà alla città uno spazio di grande valore simbolico e architettonico. Il convento fu costruito nel 1432 per volontà del beato Matteo Cimarra, sede per oltre mezzo secolo dei frati minori riformati, fino all'acquisizione del 1864 da parte dello Stato, che lo trasformò in carcere duro.
trasformandolo in un nuovo centro di innovazione culturale, sociale, giovanile, promosso con il sostegno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 in collaborazione col Comune di Agrigento, il Parco della Valle dei Templi e la Sovrintendenza ai Beni Culturali. Durante la conferenza stampa sono stati presentati il ruolo dell'iniziativa nell'ambito di Agrigento 2025 e le prospettive future di coinvolgimento della cittadinanza, dei giovani, degli attori culturali locali e internazionali, e sono rappresentati istituzionalmente dall'Agenzia del Demanio, dal sindaco di Agrigento Miccichè, dai fondatori di Farm, Bartoli e Saieva, Maria Teresa Cucinotta, Giuseppe Parello, rispettivamente presidente e direttore generale di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Intanto la prima prospettiva è quella di aprire questo portone verso la città e restituire il luogo alla comunità, al quartiere, e a tutti i visitatori. Diciamo, al momento l'affidamento è temporaneo, quindi per noi il desiderio è quello di trasformarlo in un hub culturale. Poi vedremo. Da luogo ovviamente di chiusura a luogo di rinascita. Sì, diciamo che era un luogo di grande sofferenza, un luogo di rinascita e di ripensamento. Probabilmente spesso i momenti di crisi, e credo che qua dentro ne siano stati vissuti tanti, portano a delle riflessioni, a delle rinascite e alla costruzione di futuro, e noi da qui vogliamo partire. Tanti progetti, anche la collaborazione con il Politecnico di Milano. Sì, il Politecnico di Milano, con cui Farm collabora da diversi anni, questa volta abbiamo lanciato la sfida su questo posto in una collaborazione a 3 insieme all'Agenzia del Demanio, Farm Cultural Park e il Politecnico di Milano, per avere delle visioni su... Si riqualifica un posto che è stato per 130 anni un posto di pena, un luogo di pena, è stato per 400 anni un luogo mistico perché era un convento, è nato come convento, e oggi, dopo 30 anni di inutilizzo, iniziano una nuova vita questo immobile. È una nuova vita che si apre alla città, si apre alle comunità, è una nuova vita che sviluppa assolutamente principi di rigenerazione, innovazione urbana, innovazione sociale, e quindi diventa un punto di riferimento per questa città e ci aiuta a capire pure in che modo nel futuro potrà essere al meglio utilizzato, perché il temporary use ha 2 fondamentali principi e 2 fondamentali vantaggi, che sono quelli per cui si arresta il degrado, si arresta un processo di decadenza dell'immobile che porta poi a dei costi, come ben sappiamo, ma soprattutto inizia a darci delle risposte su quello che può essere questo immobile tra qualche anno. Quindi il temporary use, oltre a dare una funzione nell'immediato, ci inizia a dare delle indicazioni, dei suggerimenti su cosa potrà essere. Probabilmente proprio vivendolo capiremo meglio quello che può essere il futuro di questo immobile. L'importante è che lo abbiamo finalmente riaperto, che può essere di nuovo un posto nuovo, un riferimento nuovo per la comunità agrigentina. E ad Agrigento, in piazza Marconi, nel pomeriggio di ieri è stato inaugurato un pannello digitale intitolato La città del mito, racconti leggendari di Agrigento. Le interviste. Oggi finalmente si inaugura, al termine di un percorso scolastico che ha visto coinvolti i ragazzi dell'Istituto Rita Levi Montalcini nel villaggio Mosè, i pannelli dedicati ai miti e alle leggende di Agrigento. Dimostrazione che la scuola di Agrigento è sensibile alla tematica della cultura, e la Rita Levi Montalcini ha portato avanti un percorso su più ambiti che si è concluso oggi proprio con l'inaugurazione di questi pannelli. Mi preme ringraziare tutto il corpo docente, le persone che ci sono state accanto, il dirigente scolastico, gli alunni, il titolare della ditta Ferro Arreda che ha regalato le strutture. Cosa più importante, i nostri alunni. Gli alunni ci sono e sono presenti, dimostrazione che quando si vogliono fare delle cose fatte per bene bisogna rivolgersi alla scuola, e la scuola di Agrigento in questa non è seconda a nessuno. Quando mi si chiede se abbiamo un futuro, dico sempre che è importante guardare al nostro presente. Se il nostro presente è fatto da ragazzi
che anche oggi, in una giornata di caldo, all'approssimarsi della fine della scuola, sono qui volenterosi e vogliosi di dimostrare a tutti il loro lavoro, vuol dire che abbiamo davanti a noi un futuro roseo. Quindi ringrazio i genitori, gli alunni, il corpo docente, il dirigente scolastico, il preside Costanza e in piccola parte anche noi comune che siamo stati accanto a questa iniziativa, perché per fare le cose per bene, ed è questa nella dimostrazione, non bisogna mai essere da soli, ma fare gruppo, fare squadra ed essere uniti in una rete forte porta sempre grandi risultati. Sì, oggi è una giornata particolare per l'Istituto Rita Levi Montalcini. Nello spirito di Agrigento, capitale della cultura, abbiamo fatto questo pannello collocato qui a Piazza Stazione, ne metteremo altri in altre parti di Agrigento per testimoniare la bellezza e i luoghi veramente belli di Agrigento, che qualcuno definì la più bella città dei mortali. Credo che ha buon ragione, perché abbiamo tante bellezze, tanta storia, tanta umanità. In questo io vorrei fare un plauso ai miei docenti e ai miei ragazzi che hanno fatto questo pannello con il quale vengono definite, ripeto, alcune bellezze di Agrigento, tracciando in ognuno la storia sia in italiano che in inglese. In questo sta l'aspetto prettamente curriculare che noi abbiamo portato avanti con tutti i ragazzi dell'Istituto Rita Levi Montalcini. Siamo felici questo pomeriggio di essere qui per concludere un progetto che durante il percorso scolastico abbiamo portato avanti insieme appunto alla scuola Rita Levi Montalcini, il comune di Agrigento e appunto docenti, collaboratori e alunni della scuola. Siamo qui appunto per presentare questo pannello, un pannello digitale in cui potrete venire a inquadrare il QR code e scoprire le bellezze e il patrimonio della nostra città, in occasione appunto di Agrigento Capitale della Cultura, e questo è il dono che abbiamo voluto fare alla città, perciò venite e venite a scoprire le bellezze che da sempre ci contraddistinguono. No al dissalatore nell'area all'interno della centrale Enel a Porto Empedocle, c'è già una zona ASI dove esiste un impianto fermo da diversi anni, così il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia di Porto Empedocle, Giuseppe Todaro, insieme al suo direttivo. Il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia di Porto Empedocle, Giuseppe Todaro, insieme al suo direttivo, attraverso una nota stampa affermano come quanto sta accadendo sul nostro territorio è il risultato di una visione miope, priva di una prospettiva a lungo termine. Decisioni di questo tipo limitano fortemente la potenzialità di un'area che cerca con fatica di rilanciarsi puntando sul turismo e archiviando definitivamente il proprio passato industriale. La scelta di collocare un nuovo dissalatore all'interno dell'area della centrale Enel, affermano i componenti di Fratelli d'Italia di Porto Empedocle, ci appare profondamente sbagliata. Il nostro territorio dispone già di un'area industriale ASI, dove esiste un dissalatore ormai chiuso da decenni. Crediamo che la scelta più sensata sarebbe stata l'installazione di un modulo temporaneo in quell'area, sfruttando le infrastrutture esistenti come le condotte, evitando così interventi invasivi. Chi sta subendo il territorio, in primis lo sventramento della zona bassa della città per collegare il nuovo impianto alla rete idrica destinata ad Agrigento e ai comuni limitrofi. A tutto questo, continuano i rappresentanti di Fratelli d'Italia di Porto Empedocle, aggiungiamo le dichiarazioni del commissario per l'emergenza idrica che suonano come una beffa per gli empedoclini, già messi a dura prova dai numerosi cantieri che interessano il centro e le aree alte della città, con disagi significativi per la popolazione. Ci preoccupa inoltre il silenzio assordante delle istituzioni locali. A oggi non è dato sapere se il nostro comune riceverà benefici diretti da quest'opera, nessuna garanzia, nessuna parola su eventuali royalty o vantaggi concreti per una comunità che ancora una volta si vede imporre decisioni dall'alto senza alcun confronto. Siamo disponibili, conclude la nota di Fratelli d'Italia di Porto Empedocle, al dialogo con tutte le forze politiche e le associazioni che vogliono davvero aprire un confronto costruttivo. Vogliamo chiarezza e trasparenza su scelte che a oggi ci appaiono del tutto incomprensibili e dannose per il futuro del nostro territorio. E in merito al comunicato del coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Porto Empedocle si registra una netta spaccatura
Tra il locale circolo presieduto da Giuseppe Todaro e l'assessore comunale in carica Michelangelo Bruno Gallo, spalleggiato per l'occasione dall'ex assessore Vittorio Albano. Tutto scaturisce dalla nota del circolo Empedoclino a firma di Giuseppe Todaro, che tenendo all'oscuro e senza fornire troppe spiegazioni ad alcuni membri vicini all'amministrazione e alla coalizione di centrodestra, ha criticato la decisione del sindaco Martello di allocare il nuovo dissalatore all'interno dell'area Enel. Di fatto il circolo ha attaccato quello che è un alleato della coalizione di centrodestra. In pratica Fratelli d'Italia si è schierata con l'opposizione, peccato però senza aver informato l'unico rappresentante istituzionale del partito, per l'appunto l'assessore Bruno Gallo. Quest'ultimo, insieme all'ex assessore Albano, hanno preso le distanze dalla posizione assunta dal presidente del circolo e nel rispetto della coalizione esprimono vicinanza e sostegno all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Martello. Adesso l'assessore Gallo e Albano sono in attesa di eventuali sviluppi. Passiamo ad Agrigento. Da 2 settimane non si riunisce il Consiglio Comunale. Lo affermano in una nota stampa i consiglieri comunali della DC Zicaro e Spataro. Ci si avvia verso la terza proroga dei rifiuti, città sporca, nessuna discussione o progetto in seno al Consiglio Comunale. In merito all'acqua abbiamo anche richiesto un consiglio straordinario, ma niente, non è dato discutere dei lavori sulla rete idrica, del depuratore, del dissalatore, centro storico. Abbiamo proposto di avviare uno studio sull'area cantiere per realizzare un parcheggio, ma niente, all'amministrazione il centro storico non interessa più. Parcheggio Cugnovela, che fine ha fatto? La viabilità a San Leone, come gestiamo l'estate? Capitale della cultura, quando inizia? PNRR, il comune sa cos'è? Bilancio, a quando? Sindaco, se ci sei, anche se non vuoi affrontare il consiglio comunale, almeno batti un colpo. Questo quanto espresso nella nota stampa dai consiglieri della DC Zicari e Spataro. È tutto pronto per domani 5 giugno alle ore 19 per celebrare il 211° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Quest'anno la cerimonia di Agrigento si terrà presso il Tempio Dioscuri all'interno del Parco Archeologico della Valle. Parteciperanno le autorità civili e militari e religiosi della provincia, rappresentanze delle associazioni sindacali, dell'Associazione Nazionali Carabinieri, i gonfaloni della città di Agrigento e del Libero Consorzio Comunale e i sindaci dei comuni agrigentini. L'evento, fanno sapere dal Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, rappresenta un momento solenne per rinnovare i valori di legalità, giustizia e vicinanza ai cittadini che da sempre contraddistinguono le istituzioni. Una buona festa dell'Arma dei Carabinieri. Ancora un atto di straordinario coraggio e umanità da parte di un ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la sezione volanti della Questura di Agrigento che, libero dal servizio, ha salvato una donna da un tentativo di suicidio. Il nostro approfondimento. Ancora un atto di straordinario coraggio e umanità da parte di un ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la sezione volanti della Questura di Agrigento che, libero dal servizio, ha salvato una donna da un tentativo di suicidio. Alle 19:45, mentre faceva rientro a casa dopo aver espletato il turno di servizio, l'ispettore ha notato un'auto ferma sulla carreggiata della strada statale 115 in direzione Agrigento. Sul viadotto denominato Montechiaro, accanto al veicolo, l'ispettore di polizia ha notato una donna in lacrime sedute sul guardrail, la quale parlava al telefono pronunciando frasi confuse. Resosi conto della situazione di pericolo, l'ispettore di polizia richiedeva l'ausilio di una pattuglia alla sala operativa, si avvicinava alla donna con estrema cautela. Alla sua vista la signora ha interrotto la telefonata e ha improvvisamente tentato di lasciarsi cadere nel vuoto da un'altezza di circa 20 metri. Con prontezza l'ispettore della polizia è riuscito ad afferrarla dalle braccia e a trascinarla verso l'interno, cadendo con lei sulla carreggiata, assicurandole l'incolumità.
Visibilmente scossa, la donna ha raccontato che a causa della prematura scomparsa del giovane figlio vive in uno stato di profonda depressione. Inizialmente era disorientata e persino infastidita per l'intervento del poliziotto. La donna, una volta giunta in ospedale e riacquistata la lucidità, ha espresso parole di ringraziamento e gratitudine verso l'ispettore di polizia che le ha salvato la vita. L'episodio segue di pochi giorni un altro eroico intervento compiuto da un poliziotto che in simile circostanza era riuscito a salvare una giovane che aveva tentato di togliersi la vita. In entrambi i casi l'alto senso del dovere, la preparazione e la profonda umanità dei poliziotti ha evitato il peggio. La questura di Agrigento esprime vivo apprezzamento per i gesti di altruismo dei propri poliziotti che con il loro operato anche fuori dal servizio testimoniano l'esserci sempre. Ha tentato di togliersi la vita minacciando di lanciarsi dal balcone della propria abitazione. Un giovane di 35 anni di Favara è stato salvato dai carabinieri della sezione radiomobile di Agrigento e dai loro colleghi della tenenza di Favara. È successo l'altro pomeriggio quando al 112 è arrivata una segnalazione di una persona che manifestava intenti di suicidio. In maniera fulminea sul luogo indicato sono giunti le pattuglie dell'Arma dei Carabinieri che hanno raggiunto l'appartamento del favarese convingendolo ad abbandonare i propositi di togliersi la vita dopo un colloquio durato alcuni minuti. Il giovane è stato poi trasferito con un'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. E un ventenne di Agrigento e un diciottenne di Porto Empedocle sono stati arrestati nel corso di un'operazione antidroga dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Catania all'interno di uno stabilimento balneare di Viale Kennedy nella città etnea durante una serata musicale che aveva attirato centinaia di giovani provenienti da tutta la Sicilia, molti dei quali minorenni. I militari di Catania si sono infiltrati tra i partecipanti, posizionandosi in punti strategici come la pista da ballo, il bar e gli ingressi per osservare i movimenti sospetti. Quando le dinamiche sono apparse chiare, i carabinieri di Catania sono intervenuti bloccando i due sospetti e portandoli all'esterno della struttura senza creare disordini. Durante il controllo, il ventenne di Agrigento ha tentato di disfarsi di un involucro prontamente recuperato dai militari. All'interno sono state trovate 24 dosi di Madma e 23 dosi di chetamina, confezionati per la vendita oltre a 250 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio, mentre il diciottenne di Porto Empedocle è invece stato trovato in possesso di 7 dosi di chetamina nascosti negli slip e di una banconota da 10 euro nascosta nella custodia del cellulare. Il valore complessivo delle sostanze sequestrate, se immesse sul mercato, è stato stimato in circa 7.000 euro. I due giovani agrigentini sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente aggravata in concorso. L'autorità giudiziaria ne ha convalidato il provvedimento. Rubato un defibrillatore a Palma di Montechiaro, è il secondo nel giro di poco tempo il servizio. Brutta sorpresa oggi a Palma di Montechiaro, malviventi hanno rubato il defibrillatore posto nella teca di via Turati davanti alla farmacia Miceli. È il secondo episodio che si è verificato dopo il furto del primo defibrillatore posto nella centralissima piazza Matteotti a Palma di Montechiaro. Provo veramente sgomento e vergogna di come si possa privare tutta la cittadinanza di uno strumento salvavita realizzato dal progetto Salva una Vita grazie a 26 imprenditori locali, dice l'assessore Giuseppe Petrucci del Comune Palmese. Detto ciò, si fa presente che tutti i defibrillatori sono identificati con matricola e posti in zona videosorvegliata H24. Sono state pertanto avvisate immediatamente le forze dell'ordine che stanno visionando le immagini per poter individuare gli autori. Non si può giocare con la salute. L'episodio è stato condannato fortemente anche dal sindaco di Palma Stefano Castellino, che si augura che le forze dell'ordine possano identificare gli autori o gli autori di questi furti.
Linea alla regia per la pubblicità. Un nuovo sbarco di migranti si è registrato a Filicudi. Vediamone di più con il servizio dei colleghi di Messina. Nelle prime ore di questa mattina il personale della Guardia Costiera, Capitaneria di Porto di Lipari, allertato tramite il numero di emergenza, ha individuato, lungo un tratto di costa inaccessibile via terra dell'isola di Filicudi, vicino a Punta Scaliddi, la presenza di alcuni migranti. Questi erano arrivati poco prima a bordo di un'imbarcazione che si è subito allontanata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lipari che hanno rintracciato complessivamente 26 cittadini stranieri, tutti in buona salute. Tra loro c'erano 3 donne e 2 minori, presumibilmente provenienti da Iraq e Iran. I migranti, accompagnati dai carabinieri, sono stati poi trasferiti con 2 motovedette della Guardia Costiera al porto di Milazzo, dove era presente il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza per le prime operazioni di accoglienza. A Milazzo, sotto la supervisione della Prefettura di Messina, sono stati sottoposti a controlli sanitari e successivamente condotti dalla Polizia di Stato presso l'hotspot dell'ex caserma Gasparro di Messina. Nel centro di accoglienza è stata avviata anche l'attività di identificazione da parte dell'ufficio immigrazione della Questura, con il supporto della Polizia Scientifica, che ha gestito gli aspetti amministrativi in collaborazione con la Prefettura. Le indagini, condotte dalla compagnia Carabinieri di Milazzo e coordinate dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, sono attualmente in corso. Come ha dichiarato il procuratore, dottore Giuseppe Verzera, l'obiettivo è ricostruire la dinamica dello sbarco e approfondire i dettagli di questa situazione che rappresenta un fenomeno di grande preoccupazione e che richiede attenzione. Presidente, una iniziativa naturalmente che ha come obiettivo promuovere la Sicilia, la bellezza, il cinema, Salina ancora una volta protagonista. Sì, un'altra edizione dal 13 al 15 giugno che mi è stata sottoposta da Massimiliano Cavaleri e Nadia Lamalfa, tra l'altro presentata in un giorno importante che ricorda la scomparsa di uno dei più grandi, secondo me, comici italiani, che è venuto a mancare in maniera troppo prematura, 41 anni, avrebbe potuto dare veramente tanto. Sì, l'Assemblea regionale siciliana vuole essere e vuole rispondere assolutamente presente, perché riteniamo che eventi come questi debbano essere assolutamente sostenuti. Pertanto l'Assemblea regionale siciliana, ma non è il primo anno, anche negli anni passati ha voluto sostenere questa iniziativa e sempre lo farà, sin tanto che si presenteranno cose di rilievo come quella che ci è stata sottoposta. Un anno importante, 14 anni di Mare Festival Salina, in ricordo di Massimo Troisi, che a Salina girò parte del film Il Postino, ogni anno lo celebriamo con grandi artisti. Quest'anno con noi la grande regista Cristina Comencini, già candidata al premio Oscar, sarà protagonista della serata conclusiva, le daremo il premio Troisi alla carriera e proietteremo il suo ultimo bellissimo film dal titolo Il treno dei bambini. Poi un grande omaggio agli anni '80 con Massimo Boldi, un attore che inseguivo da un po' di anni, grande protagonista di oltre 70 commedie italiane campioni di incasso. Con lui Ezio Greggio, che torna per la 4ª volta al nostro festival, e Marina Soma, 3 icone degli anni '80, proprio gli anni in cui è emerso Massimo Troisi. Nella serata di sabato Giuseppe Zeno, un altro volto e attore molto amato delle fiction, del teatro e del cinema, e per la categoria comici daremo il premio a Barbara Foria. Quest'anno tra le novità un gemellaggio e un premio particolare che farà partire il competitivo. Sì, noi siamo gemellati da un po' di anni con il premio Paladino d'Oro, lo Sport Film Festival, tra l'altro uno dei festival più antichi al mondo su tema sportivo. Troisi era uno sportivo, amava il calcio, poi purtroppo per questioni di salute ha dovuto lasciare da parte le attività sportive, e lanciamo proprio quest'anno un'idea bellissima. Il gemellaggio diventa una competizione, un contest, quindi avremo un concorso di film a tema sportivo legato a questa bellissima manifestazione siciliana, che ci darà poi il prossimo anno al festival alcuni film che andranno in concorso con una giuria dedicata e che ovviamente poi vinceranno il premio Troisi. Con la musica protagonista, perché del resto la musica è cinema, è la colonna sonora, e quest'anno abbiamo scelto dei giovani talenti siciliani. Giuseppe La Spada, che interpreta la canzone Salina. Io farò un cameo, diciamo così, ho cercato di creare una sorta di percorso, di viaggio che potesse omaggiare cinema e musica, quindi anche cantanti, per cui in tutti i brani che farò ci sarà comunque un filo conduttore. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento è alla ricerca di immobili da assumere in locazione
per garantire la funzionalità del servizio di guardia medica turistica nei centri balneari di Mollarella nel comune di Licata, Marina di Palma nel comune di Palma di Montechiaro e a Porto Empedocle nella zona Lidi. Presso queste località l'ASP di Agrigento non dispone di immobili di proprietà, da qui l'esigenza di prendere in affitto immobili idonei alle diverse finalità aziendali per il periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre di quest'anno. Il servizio economico-finanziario dell'ASP ha indetto una procedura a evidenza pubblica per il reperimento di ambienti atti a ospitare i servizi. Gli interessati potranno consultare l'avviso integrale contenente le specifiche tecniche nella sezione amministrazione trasparente del sito www.asp.ag o contattare l'UOC del Servizio Economico, Finanziario e Patrimoniale. E si è svolta a Canicattì, in provincia di Agrigento, nella suggestiva cornice del Teatro Sociale, l'8ª edizione del Premio Nazionale AIA FIGC, dedicata al giudice beato Rosario Livatino, promosso dalla sezione arbitri di Agrigento, un appuntamento ormai consolidato che celebra ogni anno la memoria del giudice martire e i valori di giustizia, legalità e rettitudine attraverso la figura dell'arbitro. Il premio quest'anno è stato assegnato a un giovane arbitro di Serie A, Luca Zufferri, della sezione di Udine, scelto dal Comitato Nazionale dell'AIA. Il servizio. Si è svolta a Canicattì, in provincia di Agrigento, nella suggestiva cornice del Teatro Sociale, l'8ª edizione del Premio Nazionale AIA FIGC, dedicata al giudice beato Rosario Livatino, promosso dalla sezione AIA di Agrigento, un appuntamento ormai consolidato che celebra ogni anno la memoria del giudice martire e i valori di giustizia, legalità e rettitudine attraverso la figura dell'arbitro. Il premio 2025 è stato assegnato al giovane arbitro di Serie A, Luca Zufferri, della sezione di Udine, scelto dal Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri. La cerimonia si è tenuta lo scorso 30 maggio, nel pomeriggio, condotta dall'eleganza del giornalista Roberto Gueli, con direttore di Rai Sport, dalla giornalista sportiva Maria Teresa Corso, presenti numerose attività civili, militari e federali, tra cui il prefetto di Agrigento, i magistrati Bruno Brucoli, Massimiliano Siddi, procuratore generale Carlo Caponcello, il presidente nazionale Antonio Zappi, che ha consegnato personalmente il riconoscimento, il presidente di Ita Airways Sandro Parpalardo. Tra gli ospiti anche il presidente regionale AIA Michele Giordano, i dirigenti siciliani e nazionali, i presidenti delle sezioni provenienti da tutta Italia, insieme a numerosi sindaci e amministratori, tra cui quello di Agrigento e Pizzo Calabro. Particolarmente toccante è stato l'intervento dell'onorevole Ferrara, che ha annunciato l'approvazione di una legge regionale contro la violenza sugli arbitri. Il presidente Zappi ha ricordato la figura del giudice Rosario Livatino, sottolineando l'importanza dei valori che ispirano l'attività arbitrale. Il giorno dopo una delegazione dell'Associazione Italiana Arbitri si è recata presso la stella del luogo dell'assassinio del giudice in Gondata Casena per un momento di raccoglimento e deposizione dei fiori. La 2 giorni ha rappresentato anche un'importante occasione di incontro tra giovani arbitri, dirigenti e ospiti nel segno dell'associazionismo e l'impegno sociale e civile. L'evento, patrocinato dal Senato della Repubblica, dall'Assemblea regionale siciliana, dall'assessorato sport e turismo della regione siciliana, dall'ente nazionale per il turismo ENIT. Come abbiamo parlato oggi in quella riunione, che sono molto grato di avere questa possibilità di presentare Slovenia, ma io direi che sono tantissimi settori, dall'automobilismo fino al turismo, terme, dappertutto. Noi dobbiamo trovare le possibilità, le nicchie dove possiamo sviluppare un po' con aiuto anche delle camere di commercio, anche con altri partner e vedere dove si può sviluppare un po' quella collaborazione nel quella dimensione dell'economia, ma naturalmente poi abbiamo anche le altre possibilità come c'è la cultura,
scienza, le università, dappertutto io vedo le possibilità. Una missione economica in Slovenia, una promessa che ha fatto poco fa. Sì, crediamo molto in queste missioni commerciali, proprio oggi finirà quella che abbiamo organizzato in Danimarca e continueremo in questa strada. Le missioni commerciali sono importanti perché permettono alle aziende di aggredire nuovi mercati, creare relazioni commerciali, rafforzare la propria competitività e soprattutto portare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Per cui lavoreremo in tal senso cercando di portare le aziende siciliane in Slovenia per poter dare loro l'opportunità di entrare in nuovi mercati. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto, vi auguriamo una buona serata.